In compagnia di Gavino Sanna, fantino di Eretica, del proprietario dei colori Ludovico Sanna. Parto da te Gavino, ci avevi già provato lo scorso anno a vincere questa corsa, perdi in foto con Caracas, quest'anno invece vinci in foto contro Duke. Sì, dai, è una cavalla che è migliorata tanto nel passare degli anni, ecco, nel crescere, è maturata tantissimo. L'anno scorso, come detto, avevamo perso male, quest'anno la cavalla viene da una forma buonissima perché le ultime corse ha fatto 4 secondi due primi, con oggi è il terzo primo, quindi stava benissimo, siamo venuti fiduciosi di far bene, ecco. La cavalla ci ha risposto bene. Sì, lei ricordiamo vincitrice del Gran Premio Sardo 2 anni fa, poi trasferita in Toscana, si è fatta valere un sacco, come hai detto tu, vedono una serie di risultati positivi anche quando perde male, e quindi la cavalla insomma era quella che vi aspettava. Sì, sì, dai, siamo venuti con l'intento di far bene, la cavalla stava benissimo e come ho detto ha risposto come ci aspettavamo, ecco. Due parole anche a Ludovico. Ludovico, era da tanto che i tuoi colleghi non brillavano qua in Sardegna, anche una bella soddisfazione vincere a Chilibani. Certo, perché adesso cavalli noi ce l'abbiamo tutti su e qua non ce ne abbiamo, sono tutti che corrono lì, Firenze, Pisa, Livorno, e quindi vincere qua nella nostra terra è un'altra cosa, dai. Anche se arriva secondo è qua un'altra cosa. Certo, c'è gli amici, insomma i parenti e tutti con il tifo, e quindi complimenti a tutto l'entourage di Eretica e complimenti a Gavino Sanna. Grazie, grazie. All'estremo al comando Eretica Dokovic a prova relazione all'interno Eretica Dokovic uomo Eretica Dokovic Brigadore. Siamo tutti? Sardegna che ha visto l'affermazione di Eretica con Gavino Sanna in sella. Mi fa un piatto artistico della cena sarda offerto dalla Prometeo SRL, premia il dottor Alessandro Becco, amministratore della Prometeo SRL, a Vico Sanna e Gavino Sanna, proprietari e fantino di Eretica, che ha Gloriosa Gerusita, Galante Buonarzeso sotto l'attacco di Gloriosa Gerusita e Gico, Galante Buonarzeso che ha già chiuso la pratica davanti a Gloriosa Gerusita. Sarà bene per noi, io lo so, l'ha preso lei, l'abbiamo preso io e Fiori. Poi faccio la foto. Ok. Guardate qua. Ma di tutto parliamo di Nino, speriamo che non c'è niente, che è la cosa più importante. Poi le corse si vincono e si perdono, le cose vanno avanti. Cavallo, diciamo bene, promette bene, ce l'ho quindi 2 mesi giusti. Avevamo una castrazione, è venuto avanti, continua a venire avanti, è un maturo, ancora deve crescere. Cavallo da aspettare. Oggi 50 kg sicuramente era il più avvantaggiato degli avversari, però le corse come hai detto tu abbiamo vinte, lui si allunga benissimo in fondo, gli altri fanno fatica a recuperare. Come le 8 ho detto vabbè proviamo, poi oggi c'era mio figliuccio, volevo fare la foto con lui, ero anni che non mi facevo una foto con lui e ci tenevo a fare bella figura per lui. Sì, Gavino Sanna, per lui è stato un triplo di giornata, complimenti a Mario Marras per questa annata davvero prolifica. Grazie, speriamo che Nino sia tutto a posto. Falchi, proprietario e allevatore di Galante Muro Arzese, un cavallo tra le sorprese di questo finale di stagione, una bella sorpresa ovviamente per te perché oggi vince una cosa importante. Una cosa importante, poi ci credevo l'altro giorno come ha vinto, ma oggi l'ho visto nel tondino, mi è piaciuto il cavallo, poi dai, complimenti a Mario che ha lavorato in 2 mesi, mi ha portato 2 primi e un terzo, più di così, Bruno, più di così non si può. No, certo. Il terzo importante, poi con i migliori anche, con i migliori non è che siano cavalli, certo. Questi siamo i migliori della Sardegna, i cavalli migliori della Sardegna. Bene dai, sono contento, speriamo per l'anno prossimo c'è la sorella e tutto che vada tutto bene, noi in salute e loro in salute lo stesso. Sì, il Galante Muro Arzese insomma è un cavallo che si sta scoprendo, come hai detto tu, terza assassin in prima categoria, oggi con chili in meno sicuramente è andato bene, quindi complimenti. Grazie, Bruno, ciao a tutti, ciao, statevi bene, ciao, all'anno prossimo. Il premio ASVI Sardegna al proprietario del cavallo vincitore, all'allevatore del cavallo vincitore Galante Muro Arzese, il signor Battista Falchi. L'ASVI Sardegna consegnerà una pergamena con l'attribuzione di una monta gratuita degli stalloni ASVI